Assunzione di medici neolaureati, il governatore Zaia tira dritto, la delibera non si tocca e replica gli attacchi dei sindacati e le perplessità delle università. L'emergenza, dice, va sanata subito. Intanto oggi la Giunta regionale ha approvato il bilancio 2020-2022, una manovra da 15,7 miliardi e si registrano i primi stanziamenti per le Olimpiadi invernali 2026. Fine del governo giallo-verde, Conte al Senato, annuncia le dimissioni, attacca frontalmente Salvini, leader della Lega, replica Bagari in aula, stasera 20:10 le ipotesi sul futuro. Lo scippatore seriale di Paese identificato e catturato è un 46enne italiano accusato della rapina di un'anziana, gli investigatori sono al lavoro per accertare il suo coinvolgimento negli altri colpi. Ponte di Piave, un operaio senegalese denuncia di essere stato minacciato e insultato per strada solo per aver chiesto una informazione. A Cittadella l'arresto di un uomo accusato di aver causato la morte di un 23enne dopo avergli venduto la droga. Ultimo saluto in Duomo a Vicenza per l'imprenditore e benefattore Giancarlo Ferretto, prima del rito funebre oltre 30 minuti di ricordi di una vita intensa e generosa. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano parliamo di regione, parliamo delle decisioni della Giunta regionale del Veneto, non solo oggi la presentazione dell'approvazione del bilancio 2020-2022 con importanti novità, anche i primi stanziamenti per le Olimpiadi invernali 2026 Cortina Milano. Poi oggi inevitabilmente lo stesso governatore Zaia è tornato a parlare della questione medici, l'emergenza medici, la delibera, la doppia delibera per l'assunzione di 500 giovani neolaureati che ha provocato la discussione, il dibattito e anche attacchi proprio alla giunta regionale. Sentiamo. Nessuna marcia indietro da parte della Regione sulla delibera che prevede l'assunzione di 500 medici non specializzati per i reparti di geriatria, medicina generale e pronto soccorso. Il governatore veneto resta fermo su questo punto. Non sono i veneti preoccupati ma qualcun altro. Noi sappiamo che abbiamo un deficit di medici. Abbiamo la possibilità di assumerne 500 rispettando la legge, sono medici che si sono laureati e sono abilitati, ovviamente manca la scuola di specialità, ma non andranno a fare gli specialisti, andranno ovviamente nei pronto soccorso, nelle geriatrie e nelle medicine generali. Rispettiamo la formazione universitaria e crediamo nell'università, non mettiamo in discussione la formazione universitaria, però è pur vero che qualcuno dovrà dirci se un medico laureato con un anno di abilitazione può avvicinarsi a un paziente oppure no, perché a questo punto mi viene anche questo dubbio. A mali estremi, estremi rimedi. È un cerotto, visto considerato che mancano 56.000 medici in Italia, 1.300 in Veneto, e abbiamo la necessità, quantomeno in attesa che arrivino gli specializzati, di avere un minimo di medici di dotazione per il nostro sistema. E a chi la definisce una follia, come nel tweet del medico Roberto Burioni, Zaia risponde: Ma non mi risulta che debba decidere lui cosa deve fare la Regione del Veneto, visto considerato che rispettiamo le leggi. Andiamo in tribunale eventualmente. Burioni è lo stesso che sosteneva che il nostro modello di vaccinazione era sbagliato quando altri 15 paesi europei ce l'avevano come noi, la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, la Spagna. Queste le dichiarazioni del Presidente a margine della conferenza di presentazione sulle novità del bilancio regionale approvato dalla Giunta. Abbiamo chiuso la partita, ha spiegato Zaia, mettendo in bilancio una previsione pluriennale, 115 milioni in 7 anni per infrastrutture e investimenti e 100 per tutte le garanzie verso il CIO. Sono circa 22-23 milioni l'anno per cassa e investimenti ed è la situazione peggiore che possiamo ipotizzare pagando tutto noi, perché poi c'è il governo, continua Zaia, con cui avremo modo di interloquire chiedendo due cose ogni giorno: soldi per le Olimpiadi e l'autonomia. Ma che noi andremo comunque tutti i giorni a battere al portone del Palazzo Chigi e dire siamo quelli dei 2.328.000 veneti che hanno votato. Per noi l'autonomia resta irrinunciabile e prima o poi qualcuno ce la darà. È inevitabile che andrà a finire così. 11 regioni l'hanno chiesta assieme a noi, 5 ce l'hanno già, 4 non l'hanno chiesta in Italia. Questi sono i numeri del Paese. E il rapporto dei 5 Stelle non è stato facile. Olimpiadi, no alle Olimpiadi. TAV, no alla TAV. Pedemontana, no alla Pedemontana. Un patrimonio umanitario Prosecco, no al Prosecco. Insomma, penso che sia sufficiente per descriverli. Infine il governatore si tiene vago alla domanda: che cosa chiederebbe a Mattarella? Lo vedrò il 28 al Festival del Cinema e glielo dirò direttamente.
E Zaia chiederà dunque l'autonomia con un governo che sarà evidentemente diverso dal governo giallo-verde, la cui fine è stata sancita ufficialmente oggi con le dimissioni del Premier Conte, l'ormai ex Premier al Colle, e il via libera alle consultazioni di Mattarella. Una botta e risposta durissima al Senato oggi con lo stesso Conte che ha attaccato duramente Salvini. Salvini ha replicato, c'è stata anche parecchia bagarre in aula. Ne parleremo questa sera a 20:10, peraltro con Riccardo Barbisan della Lega e Laura Puppato del Partito Democratico. Ora sentiamo un brevissimo estratto proprio di Conte e Salvini a Palazzo Madama, brevissimo rispetto a quanto sentirete poi su 20:10, anche poi quello che è la verità, la richiesta proprio di Zaia che abbiamo sentito poco fa sul futuro del governo. Permettetemi di dire che il Ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. I comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal Ministro dell'Interno, e vedete mi assumo tutta la responsabilità di quel che affermo, rivelano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale. La decisione della Lega, che ha presentato la mozione di sfiducia e ne ha chiesto l'immediata calendarizzazione, oltre che le dichiarazioni, i comportamenti chiari e univoci posti in essere in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, mi impongono di interrompere qui questa esperienza di governo. Rifarei tutto quello che ho fatto. Tutto. Quindi vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani. Mi spiace che lei mi abbia dovuto mal sopportare per un anno. Non l'avevo capito, me ne dolgo. Pericoloso, autoritario, preoccupante, irresponsabile, opportunista, inefficace, incosciente. Bastava Saviano di turno a raccogliere tutta questa sequela di insulti. Se lo chiede a me personalmente, Luca Zaia, io direi che le urne sono sempre un elemento di sanificazione, no? Perché vuol dire rispettare al massimo il popolo, dopodiché si vedrà cosa accadrà. Allora si vedrà cosa accadrà e lo vedremo questa sera a 20:10, dove vedrete appunto gli estratti più lunghi, insomma, della lunga discussione in Senato e anche gli attacchi più forti. Adesso invece parliamo della cronaca, ne abbiamo parlato ieri sia nel telegiornale del Veneto che in quello di Treviso, quello scippatore che terrorizzava un po' la zona tra paese, l'Interland trevigiano, uno scippatore con nel mirino le donne anziane, l'ultima anche ferita in modo seriamente, è stato individuato finalmente. Sceglieva le sue vittime con attenzione, dopo ogni colpo si cambiava la maglietta per non risultare lì per lì riconoscibile e nascondere i suoi spostamenti alle telecamere di videosorveglianza. Gli investigatori della squadra mobile di Treviso hanno identificato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 46enne di Ponzano Veneto con l'accusa di essere l'autore dell'ultimo scippo, quello di sabato mattina in via Ortigara a Padernello, in cui è rimasta ferita una 76enne. Si tratta con tutta probabilità dello scippatore seriale che da settimane imperversa tra Paese, Ponzano, Arcade e Villorba. La polizia è al lavoro per accertarlo, ma già la rapina aggravata di sabato, con la vittima caduta dalla bicicletta e finita all'ospedale, e tutto per rubarle 65 euro, è bastata per aprirgli le porte del carcere di Santabona. L'episodio è grave perché purtroppo la vittima ha subito delle lesioni abbastanza importanti con una prognosi di 40 giorni, quindi insomma è stato questa attività da questo punto di vista ancora più meritoria, perché bisogna cercare di stroncare la reiterazione di questi episodi nella maniera più immediata possibile, e credo che ci siamo riusciti. Disoccupato, pregiudicato per reati specifici, senza una dimora fissa, veniva ospitato da amici e conoscenti, si spostava su una mountain bike. Gli investigatori della mobile, conoscendo i suoi precedenti, lo hanno osservato, seguito, fino a incastrarlo. Il contatto col territorio, nonostante tutte le dotazioni tecnologiche di cui possiamo avvalerci, è importantissimo. Il contatto col territorio ci consente di individuare i soggetti che si muovono in un certo contesto ambientale, che possono avere attinenza a determinati fatti di reato. È la cosiddetta memoria storica dei nostri operatori, in questo caso della squadra mobile, che è assolutamente insostituibile. Nelle perquisizioni domiciliari sequestrato materiale ritenuto utile ad attribuire al 46enne anche altri colpi, così come potrebbero
potrebbero rivelarsi determinanti i filmati delle videocamere e il riconoscimento da parte di vittime e testimoni. Sempre la cronaca, sempre da Treviso, con una tentata rapina del Conad in centro città e l'uomo arrestato è lo stesso. Lo ricorderete che al passaggio del Giro d'Italia Conegliano lanciò una bicicletta in mezzo alla strada. 6:50 del mattino, supermercato Conad di via Risorgimento, a 2 passi dal Duomo di Treviso. Mentre i dipendenti stanno allestendo per l'apertura, dalla porta sul retro del magazzino entra un uomo e cerca di arraffare delle bottiglie di alcolici. L'abbiamo una volta buttato fuori, la mia collega, poi mi ha detto stai qua, guarda fuori che non prenda la merce dai roll. Sono stata là e ho sentito gridare, era entrato, aveva minacciato il mio collega con un coltello e poi aveva un coltello così in mano e dopo si è preso una forbice dall'espositore delle forbici e ha cominciato a tagliarsi qua, ha detto mi uccido. Immediatamente scatta l'allarme, sul posto arrivano i carabinieri che poco più tardi catturano il rapinatore. Dopo essere stato medicato all'ospedale per le ferite che si era provocato con la forbice, l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Si tratta di un 44enne tunisino senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, e proprio lui è il protagonista del folle gesto che lo scorso maggio, al passaggio del Giro d'Italia Conegliano, ha lanciato una bicicletta in mezzo alla strada pochi istanti prima del passaggio dei corridori, rischiando di provocare una tragedia. Incidente evitato per un soffio solo dalla prontezza di un altro spettatore, riuscito a spostare la bici prima dell'arrivo dei ciclisti. Anche in quell'occasione il tunisino era stato fermato poco dopo il fatto dalle forze dell'ordine. A Cittadella adesso nel Padovano, giovanissimo, poco più che ventenne, vittima di una overdose di stupefacenti e si riesce a risalire a chi gli ha venduto la droga, viene arrestato. È stata forse un'overdose a causare la morte di Federico Bertollo, 23enne di Cittadella, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto nell'abitazione di un 49enne sempre della città murata. Quest'ultimo è stato arrestato perché è ritenuto responsabile del decesso dell'ospite e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inutile il tentativo dei sanitari del SUEM di salvare il giovane che nella serata di ieri si era recato nella casa del conoscente per acquistare lo stupefacente che lo stesso fornitore gli avrebbe poi iniettato. Ma una volta entrata in circolo la droga sarebbe stata fatale al ragazzo. Sul posto i carabinieri che hanno proceduto all'arresto dello spacciatore e al sequestro di alcuni residui dello stupefacente incriminato e del materiale usato per l'iniezione. Il 49enne si trova al Due Palazzi di Padova. A Belluno adesso per tornare a parlarvi del caso dei 4 pakistani trovati in una tenda costruita sulle rive del Piave in città, in zona Lambioi. Abbiamo parlato ieri nel corso del telegiornale del Veneto, oggi a parlare è il sindaco di Belluno, Massaro, che dice sono gli effetti annunciati del decreto sicurezza. Si erano accampati a Lambioi, il parco sulle rive del Piave a Belluno, ed avevano costruito una tenda con teli, transenne e tronchi di legno abbattuti da vaia. Non hanno fatto i conti con i controlli della polizia locale che l'8 agosto scorso li ha identificati e scoperto che erano irregolari. Per 4 cittadini pakistani sono scattate le procedure previste dal decreto sicurezza bis, tuttora al vaglio della questura, ma nel frattempo gli stranieri si sono allontanati da Lambioi e risultano irreperibili. Il fenomeno che si osserva a Belluno non è nuovo, ma dopo l'entrata in vigore del decreto sicurezza bis, spiega il sindaco, è diventato ingestibile. Adesso i provvedimenti legislativi non permettono più di rimuovere queste persone, di prendere queste persone in carico e togliere dalla strada. Il decreto dice che devono essere rimpatriate, ma intanto non vengono rimpatriate. Quindi queste persone ufficialmente non esistono, nella pratica esistono e sono sempre di più. Davanti alla questura di Belluno ogni mattina almeno 3 o 4 cittadini pakistani stazionano per avviare le pratiche di richiesta d'asilo, ma se già registrati nel portale Eurodax in un altro paese comunitario, il sovente è la Germania, sono costretti a tornare dal via. È una misura del decreto sicurezza che si chiama sicurezza, però in questo caso produce degli effetti molto negativi, non solo per un fatto di decoro ma anche proprio di sicurezza, perché queste persone diventano in qualche modo manodopera a basso costo per la criminalità organizzata. Il problema è stato denunciato dai sindaci di ogni colore politico. Non siamo stati ascoltati prima che venisse scritto il decreto, è stato un grosso errore secondo me perché noi abbiamo presente quello che succede sul territorio. Dalle scrivanie romane hanno scritto un testo che riguardava il territorio senza sapere esattamente che cosa
cosa succedeva e che cosa sarebbe successo. La ricetta dei primi cittadini guarda da un lato all'integrazione per una migliore gestione del fenomeno, dall'altro alla rigenerazione urbana. I parchi pubblici e gli edifici abbandonati non dovrebbero essere oggetto, diciamo, in qualche modo di occupazione da parte di nessuno, e che adesso ci hanno tolto gli strumenti per poter evitare questa situazione. Nessuna occupazione abusiva invece, nessun caso di non integrazione, ma semplicemente una richiesta di informazioni per un luogo dove andare, tanto è bastato per scatenare minacce e insulti di stampo razzista nei confronti di un 53enne senegalese di Salgareda. È successo a Ponte di Piave, l'uomo ha denunciato quanto accaduto anche in un video. Un negro africano torna in Africa. La violenza delle parole lascia sconcertati. Omar Seye, 53 anni, senegalese d'origine, residente in Italia dagli anni 80, ha filmato quanto gli è accaduto l'altro giorno a Negrisia di Ponte di Piave, dove si era recato da Salgareda, dove vive con la famiglia, per cercare l'ambulatorio del sostituto del medico di base, ora in ferie. Non trovandolo ha chiesto informazioni in strada e questa è stata l'accoglienza. Non mi vergogna! E lì subito mi fa, ma dove vieni? Salgareda. Mi fa, ma Salgareda non sai il posto del medico. Allora cosa sei venuto a fare in Italia? Torno in Africa, africano. Ma che c'è? Mi sono tornato. Oh, africano di merda, negro, torna a casa tua. Aveva il pugno, mi diceva che ti do un pugno, torno in Africa, negro. E tutte queste parole qua mi sono sentito molto male, mi resta comunque, però mi sono calmato. Guarda, io prego sempre Dio perché sono nervoso, però quel giorno mi sono veramente calmato per non reagire. Omar non reagisce, risponde sì a chi lo aggredisce con tanta rabbia, ma non perde il controllo, nonostante una donna, forse la moglie dell'uomo, rincara la dose. Guarda come siete! Chiama i carabinieri, no? Chiama i carabinieri! Ma io mi vergogno, è lei che si vergogna! Invece di calmare le cose, lei come si buttava benzina nel fuoco, e invece a riscaldare ancora le anime, urlando, parlando male, è tornato in Africa perché vi vergognate di essere negro, e io ho detto no, io non mi vergogno di essere negro. Il negro è una cultura, perché l'ignoranza è questo. Io non credo neanche a razzisti, non siete razzisti. Se sono l'ignoranza che è dentro di voi, perché non conoscete niente, non sapete di che cosa state parlando, perciò bisogna andare a imparare ancora, vi manca veramente la cultura. E quando Omar Seye fa per andarsene, l'uomo torna all'attacco con offese e derisioni, ma viene fermato da una ragazza. Ma guarda, c'è un po' di violenza nelle parole, e là mi dispiace. Noi possiamo avere tutte le crisi che vogliamo nel mondo, ma la crisi della persona proprio non dobbiamo scherzare su questo. La persona deve rimanere la persona. E poi c'è un altro video, un video che circola in queste ore, il video di Gianni Scarpa. Abbiamo raccontato dei nuovi guai per l'ex titolare del stabilimento di Sottomarina, che è stato segnalato, denunciato per aver mandato via una ragazza di colore, anche se italiana, dalla spiaggia. Lui ha spiegato ieri che si è trattato di un equivoco in realtà, ma questo è il video che circola appunto su quel 15 agosto. Vaya che è la pelle nera, vorrei Benito Mussolini. Sono state queste le dichiarazioni di Gianni Scarpa, l'ex gestore dello stabilimento balneare Punta Canna a Sottomarina, che hanno fatto arrabbiare una donna residente a Padova, nata da genitori africani, che il giorno di Ferragosto si trovava in spiaggia. Frasi che Scarpa ha definito goliardi, che nulla di più, ma che alla fine gli sono costate una denuncia da parte dei carabinieri per ripetuti atti discriminatori. Ma non finisce qui. Nel video diffuso dal Corriere Online, infatti, non mancano nemmeno i riferimenti fascisti di cui Scarpa è grande sostenitore.
Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in diretta, il telegiornale del Veneto, allora a Padova, in centro storico, per parlare di una vicenda incredibile avvenuta proprio nel centro storico della Città del Santo. Ma cosa sta combinando questo? Quello che sicuramente hanno pensato automobilisti e passanti che domenica mattina si trovavano su Viale Codalunga a Padova. Una ragazza vestita solo con il perizoma stava passeggiando tranquillamente, poi all'improvviso imbarazzata ha iniziato a coprirsi e a correre. La vicenda è stata ricostruita in poco tempo dalla polizia locale, allertata da alcuni testimoni. La giovane, una studentessa residente poco lontano, soffre di una forma acuta di sonnambulismo che l'ha portata intorno alle 8 di mattina ad alzarsi dal letto e inconsapevolmente ad uscire nuda. Appena si è destata dal sonno profondo e si è resa conto di quanto le stava accadendo, è corsa verso via Trieste, dove abita il suo fidanzato, l'unico ad avere le chiavi dell'abitazione. La giovane è stata soccorsa dai vigili che l'hanno coperta e accompagnata a casa. Visibilmente imbarazzata, ha spiegato di soffrire di sonnambulismo. Adesso l'ultimo saluto in Duomo a Vicenza per l'imprenditore e benefattore Giancarlo Ferretto, e prima del rito funebre oltre 30 minuti di ricordi di una vita intensa e generosa. È difficile poter descrivere in poche parole quello che può aver rappresentato il commendator Ferretto per la nostra comunità, per l'intera comunità, perché comunque era un vulcano di idee, di disponibilità, e mancherà proprio il suo animo, il suo cuore, sempre giovani nonostante l'età, perché era proteso verso gli altri. Comunque vada a finire sempre allegri. Erano le ultime settimane della lunga e intensa vita di Giancarlo Ferretto e pur da malato l'imprenditore e benefattore vicentino si era raccomandato così alla moglie, ai 3 figli e ai 7 nipoti. D'altra parte, perché abbattersi se un proprio caro lascia a 86 anni un grande patrimonio di stima, valori e forza, se nell'omelia il celebrante lo pone tra gli uomini dal cuore puro che, come dicono le scritture, sono quelli che vedranno Dio. Riepilogare in breve la vita di Giancarlo Ferretto non è semplice. Prima del funerale in Duomo si sono succeduti i ricordi appassionati di esponenti della Fondazione San Bortolo, da lui presieduta. È stato ricordato come nel 1985 istituì il premio letterario Campiello quando fu presidente regionale degli industriali del Veneto, per promuovere la cultura e la lettura. Rilanciò il QOA per la formazione professionale. Lo hanno ricordato i suoi dipendenti. Ma aveva per tutti una parola del incoraggiamento, perché ognuno di noi potesse dare il meglio di sé. I 7 nipoti. E mi è sempre stato un nonno presente, su cui contare a ogni ora del giorno e della notte. E per voce del giornalista Antonio Di Lorenzo, i figli Riccardo, Umberto e Paola e la moglie Gigliola, legata per 60 anni a Ferretto. Un gigante di quelli che nella vita riescono ad aiutare gli altri in vari modi. Per esempio, si sono chiesti i familiari nel loro ultimo messaggio: cosa sarebbe diventata la Banca Popolare di Vicenza se quella volta avessero eletto te come presidente? Lo dico ad antenna come sempre per le segnalazioni, e vi ricordo i riferimenti, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per segni di servizi, segnalare i problemi e interverremo appunto per cercare di risolverli. Lo avevamo anticipato nel corso del telegiornale, 20:10 dopo il telegiornale di Treviso. Questa sera ovviamente la fine del governo gialloverde, le dimissioni di Conte e le consultazioni di Mattarella e le polemiche in aula. Ne parleremo con Riccardo Barbisan della Lega e Laura Puppato del Partito Democratico. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al meteo. Tempo sostanzialmente stabile, salvo per gli ormai consueti disturbi sui settori alpini. Vediamo il dettaglio di mercoledì 21 agosto. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, il cielo infatti sarà al massimo poco nuvoloso dappertutto. Qualche pioggia al pomeriggio sulle Alpi, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Valori termici sostanzialmente stazionari, minimi compresi tra 18 e 23 gradi, temperature massime oscillanti invece tra i 30 e i 33 gradi.
Sarà asciutto e stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata sarà decisamente soleggiata, tuttavia non si escludono dei rovesci sui rilievi a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime tra 31 e 33 gradi. E il tempo sarà spiccatamente instabile sul Trentino Alto Adige, avremo infatti qualche precipitazione temporalesca a carattere sparso durante tutto il corso della giornata. Temperature minime sui 20 gradi, massime tra 30 e 31 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.